Bentrovati telespettatori del canale 19 di TVM Palermo, bentrovati con Penalty, consueto spazio settimanale con il calcio dilettantistico siciliano, in onda il mercoledì alle 21 e poi il giovedì a partire dalle ore 22. Voglio anche ricordarvi che siamo visibili sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty. Siamo altresì anche visibili attraverso la piattaforma HBBTV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. La puntata del giovedì, quella di oggi, è molto particolare perché iniziamo con la festa del Trapani che vola battendo il Siracusa in Serie C. Quando si fanno le cose con logica, con l'idea di farle bene, si costruisce dal basso. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, un lavoro di squadra. Sono molto emozionato perché abbiamo in pochi mesi ribaltato una situazione catastrofica e quindi il risultato di oggi è incredibile. Veramente vedere tutta questa gente qua è un'emozione difficile da esprimere, però questo è il primo passo. Adesso bisogna festeggiare perché è giusto festeggiare, però bisogna cominciare a programmare l'anno prossimo perché bisogna andare in Serie B subito. Avevo definito nella conferenza stampa prepartita che questa era la squadra di Marziani. L'ho dimostrato oggi ancora una volta facendo un grandissimo primo tempo sia sotto il profilo del gioco e anche dell'agonismo. Che la vittoria più bella è quella del presidente Antonini, al quale io dedico personalmente
queste vittorie di campionato, per tutto quello che ha costruito, per la fiducia che mi ha dato, per la stima che ha nei miei confronti, e dobbiamo andare tutti fieri di avere questa persona accanto. È la sua vittoria, la vittoria dei trapanesi e soprattutto, permettetemi di dire, è la vittoria di questi ragazzi. Avevo promesso alla presentazione a tutta la gente che ci saremmo rivisti a giugno in quel palco per festeggiare la Serie C, e così è stata. Grazie papà dall'alto che mi hai voluto sempre guardare e abbiamo trionfato insieme. Dopo questa parentesi straordinaria del Trapani che ha aperto la nostra puntata del giovedì di penalty, adesso voltiamo pagina perché parliamo di promozione e lo facciamo subito con il girone A. Domenica importante per il San Giorgio Piana che torna da Bagheria con un pareggio che vale la promozione nel campionato di eccellenza. Ma guardiamo i risultati di domenica. Giardinellese batte Alba Alcamo 2-0, Bagheria Calcio San Giorgio Piana 0-0, Cus Palermo Parmonval 0-0, Casteltermine Empedoclina 2-2, Camarat batte Gemini Calcio 1-0, Marsala batte Città di San Vitolo Capo 2-1. Partini Caudace batte il Carenze 4-1. Guardiamo adesso la classifica. San Giorgio Piana che con il pareggio fuori casa contro il Bagheria acquisisce la possibilità di partecipare la prossima stagione al campionato di eccellenza. Al primo posto dunque San Giorgio Piana con 55 punti, con 51 Città di San Vitolo Capo e Parmonval, 45 punti Marsala, 43 Bagheria Calcio, con 40 punti Cus Palermo e Gemini Calcio, con 37 Camarat, con 36 Partini Caudace, 29 punti Alba Alcamo, con 28 Casteltermini, 17 Giardinellese, 16 punti Empedoclina, chiude la classifica Liccarenze con 0 punti.
penso che per noi oggi era una partita importante, la percentuale era molto alta sia per noi che per loro. Loro secondi in classifica a 3 punti dalla prima, è normale che ci credevano anche di vincere la vetta. Per noi era fondamentale, una partita molto, molto difficile ai Gagliardi, con un avversario tosto, importante. Però, abbiamo dimostrato ancora una volta che abbiamo superato qualsiasi ostacolo e ci troviamo in una posizione importante. Questa è un'annata particolare dove siamo partiti, perché io non è che dico che abbiamo 45 punti, abbiamo 47, considerando che l'abbiamo guadagnato sul campo, punti in meno, penalizzazione, però sono soddisfatto, molto contento, orgoglioso di aver allenato un gruppo straordinario. Noi purtroppo avevamo delle defezioni importanti, mancavano 3 giocatori importanti, ma non è un alibi. Credo che la partita l'avete vista un po' tutti, anche oggi oggi la fortuna non era dalla nostra parte, perché abbiamo preso un gol su punizione, una deviazione clamorosa, un'ingenuità nostra sul 2-0 e la partita poi, anzi ci siamo mangiati anche i rigori, insomma la palla non voleva entrare, dei grandi interventi del vostro portiere, devo farti i complimenti, perché davvero in questa categoria di questi portieri ne ho visti ben pochi. Voglio dire semplicemente di continuare a seguirci e sostenerci, anche perché il futuro sarà sempre più irto di difficoltà, e quindi avere l'uomo in più in campo, che è il pubblico, è fondamentale. Oggi l'abbiamo visto. Diciamo che abbiamo iniziato questo campionato da quando abbiamo iniziato, tra virgolette, a fare bene, a giocarci sempre tutto come se fosse l'ultima spiaggia, quindi domenica sarà ancora una volta una battaglia all'ultimo sangue, sarà l'ennesima ultima spiaggia, ma diciamo l'affrontiamo in maniera diversa, in maniera più tranquilla. Questo era uno scoglio importante oggi. E parliamo adesso del girone B, dove continua la lotta tra Rosmarino e Città di Mistretta. Si è giocata la 12ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Lascari Cefalù batte Nuova Azzurra Fenice 1-0, Atletico Messina Gioiosa 1-1, Città di Galati batte Aquila 4-2, Alontina batte Nuova Rinascita 3-2, Promende batte Valle del Mela Calcio 2-1, Rosmarino batte San Fratello 2-0, Città di Mistretta batte Sant'Angiolese 3-1. Ad una giornata dal termine, classifica ancora apertissima, eccola qua la schermata. Rosmarino 57 punti con 56 Città di Mistretta, con 47 Gioiosa, con 38 Aquila e Lascari Cefalù, 36 punti Città di Galati, con 32 Nuova Rinascita, 31 punti Valle del Mela Calcio e San Fratello, con 30 Promende Calcio, 29 punti Sant'Angiolese, 26 Aluntina, 22 Atletico Messina ed infine chiude la classifica Nuova Azzurra Fenice con 9 punti. Gara che sembra sorridere ai ragazzi di Ioppolo, che centano il palo pieno della porta di Compagno dopo il quinto giro d'orologio con Di Stefano. Passano 7 minuti e al primo affondo gli ospiti passano con Gagliano, che gonfia la rete Sant'Angiolese stappando il match del Caldarera. Locali che non demordono e provano a raddrizzare la gara con Todoro, ma il 2 di casa alza troppo la mira con sfera alta sulla trasversale. Non ci si può distrarre e Antista un minuto più tardi fallisce il raddoppio grazie alla tempestiva ribattuta di Bontempo. Spinella prova ad entrare all'interno del match, calcia botta sicuro ma trova sulla sua strada il primo prodigioso intervento di Compagno che smanaccia la sua conclusione. Dal gol mancato si giunge in un attimo al raddoppio bianco-azzurro. Ci prova Tranchita dalla distanza, respinge corto Bontempo, sulla sfera si fionda Rinaldi, il più lesto, a battere l'estremo di casa e a portare la propria squadra sul punteggio di 0-2. 15 ospite che potrebbe trovare il raddoppio al 28esimo su pregevole servizio di Tarantino, ma dosa male il pallonetto e la sfera non si insacca. Sant'Angiolese che serra i tempi e prova ad affettare la retroguardia amastratina.
Mastriani illumina per Spinella, ma il 9 di casa non trova la porta. Locali che protestano per un presunto fallo di mano in area del centrale di Giovanni. Di diverso avviso il direttore di gara, rimane il dubbio. Ancora Giglia vicino al gol dopo aver duettato con Tuccio, ma Sfera che non viene incrociata a sufficienza. Mastriani prova il consueto tiro dalla distanza, ma stavolta senza fortuna. Ancora Spinella dalla sinistra, crossa in aria, smanaccia Compagno, il primo ad arrivare è Todaro, ma il suo tiro viene disinnescato dalla difesa ospite. Ultima emozione prima del duplice fischio, ancora dalla sinistra, stavolta di Stefano, pennella in aria per il colpo di testa di Tuccio, ma il magnifico colpo di reni di Compagno nega la rete ai padroni di casa. Ripresa che si apre con i ragazzi di Ioppolo che trovano il gol dopo il quinto giro d'orologio. Todaro sfonda sulla destra, Sfera ribattuta ma sui piedi di Giglia che batte Compagno e ridà entusiasmo alla propria compagine. Premia la Sant'Angiolese, Mastriani dalla distanza calcia, ma Compagno fa sua la Sfera. Ancora Di Stefano su palla inattiva, ma la difesa bianco-azzurra devia in corner. Azione corale al 70°, ma il tiro di Spinella si perde alto sulla traversa. Minuto 76 e alla fine di un'azione tambureggiante al tiro Fantino con l'estremo ospite che fa sua ancora una volta la Sfera. Ancora Sant'Angiolese sull'asse Todaro Tuccio con il bomber di casa che calcia mascheggiando la traversa. Finale di match con il Città di Mistretta che si affaccia dalle parti di Bontempo e ci vuole un intervento di Totolucca di testa a disinnescare la Sfera destinata dalle parti di Tranchita. Ultimi sussulti con la Sant'Angiolese che accarezza il gol del pari all'88° con Spinella che calcia a botta sicura ma ennesima risposta superlativa stavolta di piedi di Compagno che blinda la propria porta. Minuto 90 e il Città di Mistretta sfrutta al meglio un tiro dalla bandierina e Gagliano al secondo tentativo di testa batte Bontempo certificando la vittoria a Mastratina al Caldarera. Finisce col punteggio di 1-3 e sarà un'altra intensa settimana a quella che ci appresteremo a seguire in questo campionato, col Città di Mistretta che proverà a battere a Lentini il San Fratello sperando di ricevere buone notizie dal Fresina dove la Rosmarino cercherà la vittoria contro il Città di Galati. Ripiomba all'interno dello sparacchio play-out la Sant'Angiolese che dovrà trovare almeno un punto nella trasferta di Lascari per evitare il play-out in casa. Ancora tutto aperto nel girone C del campionato di promozione dove l'Aci Sant'Antonio è a un passo dal passaggio di categoria. Lo attende una partita certamente non facile domenica prossima in casa contro l'RSC Riposto. Ma guardiamo i risultati di domenica. Aci Galatea Villarosa 0-0, Real Aci batte Città di Aci Catena 3-2, Nicosia batte Città di Calatabiano 3-0. Città di Aci Sant'Antonio batte Caggi 4-0, Sant'Alessio Belpasso FC 2014 1-1, Real Suttano batte Valdinisi 2-0, RSC Riposto batte Santa Domenica Vittoria 5-2. Nicosia che giocherà in casa contro il Città di Aci Catena mentre il Real Aci ospiterà il Sant'Alessio. Abbiamo già detto dell'Aci Sant'Antonio invece che seppur giocando in casa disputerà certamente una partita molto intensa contro l'RSC Riposto. Guardiamo la classifica attuale. Città di Aci Sant'Antonio 59 punti, 57 Nicosia, con 56 Real Aci, 51 punti RSC Riposto, con 40 Belpasso FC 2014, 36 punti Villarosa, con 30 Valdinisi, 27 punti Santa Domenica Vittoria, 26 punti Sant'Alessio, Aci Galatea e Real Suttano, 22 punti Caggi con 16 Città di Aci Catena ed infine Città di Calatabiano con 9 punti. Tornare a vincere in trasferta dopo aver ritrovato il successo in casa prima della sosta. Con questo imperativo il Real Aci si presenta alla sfida del polivalente contro il Città di Aci Catena. I Granate infatti non conquistano i 3 punti lontano dalle mura amiche dal 28 gennaio quando sconfissero il Valdinisi. Real subito minaccioso sulla sinistra, cross di Lemura e libera Napoli di testa. Poi Sciuto alimenta l'azione. Cede il pallone ad Emanuele che lo alza, prova la conclusione da fuori ma non trova la porta. Corner per il Granata, lo batte Strano. Corto verso Lemura. Lemura, il traversone per lo stacco di Carbonaro, ci mette una mano Romano.
Si affacciano in avanti anche i catenoti, calcio d'angolo di Febbraio. In mezzo dove c'è Napoli che di testa sblocca il punteggio. Al quarto d'ora il Città di Cicatena in vantaggio col gol dell'ex Mariano Napoli. Prova a rispondere subito la squadra di Mascara, lancio di Cerra, stop di Mongelli che accelera sulla sinistra. Mongelli uno sguardo in mezzo, poi si ferma, torna all'indietro e va da Lemura. Lemura si infila in mezzo a due, prova la conclusione, i pugni di Romano, poi Carbonaro fermato. Punizione interessante, la batte Strano, in mezzo, perde Emanuele di testa, di poco a lato. Minuto 35, Lemura batte velocemente un piazzato verso Cerra, che scodella in aria verso Mongelli, attaccato da Napoli, poi interviene Tonzuso, irrompe Lemura il destro, splendido, salvo Lemura, il gol del pareggio lo firma lui, il suo secondo in campionato, il terzo stagionale, 1-1. Nella ripresa dopo soli 30 secondi il Real riparte da dove aveva lasciato, Cerra perde Emanuele, De Emanuele scarta agevolmente Vitale, sgassa sulla sinistra, De Emanuele il suggerimento per Mongelli, Mongelli lascia asciutto, il mancino da fuori, alto sopra la traversa. Lemura cerca il cross sul secondo palo per Mongelli e la mette giù, si sovrappone Tomarchio, lo serve sulla corsa Mongelli, Tomarchio il cross deviato da Tonzuso, Romano a vuoto e arriva De Emanuele in tap-in a realizzare il gol del vantaggio del Real Aci che va sul 2-1. Cercano di scuotersi i padroni di casa, corner di Solimene, libera di testa Strano, poi arriva sul pallone Furnari che riapre su Solimene, capisce tutto De Emanuele che fa partire Real Aci in contropiede, è 3 contro 1, De Emanuele a sinistra c'è Lemura, a destra c'è Carbonaro, va proprio dal numero 7, Carbonaro all'1 contro 1, Carbonaro la rasoiata, sfiora il palo, si riaffaccia in attacco la squadra di Stella, punizione affidata alla Spina che va sul secondo palo a cercare Tonzuso, super riflesso di Buallegue che salva la sua porta. 72esimo, Vittorio ha spazio per attaccare a sinistra, il tracciante per Febbraio, Febbraio si libera di Lopez, forse con una manata, si prosegue, Febbraio il destro, batte Buallegue, mette il pallone dove non può arrivare l'estremo difensore Granata, pareggia i conti la Cicatena. Acesi che non ci stanno e provano subito ad andare di nuovo in vantaggio, Strano di prima per Mongelli, la torre per De Emanuele, 1-2 ancora Mongelli il destro, murato da Vittorio, scocca il 90esimo, De Emanuele ha la chance per la doppietta, va De Emanuele, fa la barba al palo con Romano immobile. 93esimo, ultimi attacchi del Real, Tomarchio lancio lungo a cercare Mongelli, la sponda per Bonnici sulla fascia destra, ci arriva Bonnici, la sterzata, salta di netto Napoli, poi la mette in mezzo per Montemagno, prova a girarsi, Montemagno e mancino, la mette all'angolino, l'uomo che non ti aspetti, Matteo Montemagno, il classe 2004, al primo gol in campionato, al primo gol con Real Aci, regala i 3 punti alla squadra granata. La rete in pieno recupero di Montemagno riporta Real Aci alla vittoria in trasferta e tiene vive le flebili speranze di rimonta in classifica. Settimana prossima, ultima giornata di campionato, la squadra di Mascara sarà impegnata in casa contro il Sant'Alessio già matematicamente salvo. Le contendenti AC Sant'Antonio e Nicosia affronteranno rispettivamente RSC Riposto e proprio Città di Cicatena. Per ribaltare le attuali gerarchie servirebbero ben 2 risultati a sorpresa. Qualora la graduatoria restasse invariata, gli accesi cominceranno il difficile percorso dei playoff. Verdetti dunque tutti rimandati alla prossima giornata. Punti di platino in palio tra Caggi e Aci Sant'Antonio, penultimo atto del campionato. La capolista, che ha inanellato un filotto di 6 vittorie consecutive, deve fare i conti al Caggi, che invece vogliono suggellare l'impresa di mantenere il titolo di promozione. Campo principale il Valentino Mazzola, fondamentali anche gli incroci in terra etnea tra Caladabbiano e Polisportiva, Nicosia e Aci Catena e Real Aci, mentre nelle retrovie giocano in casa sia Real Sultano che la Polisportiva Sant'Alessio, che precedono in classifica proprio il Caggi, l'11 giallo
giallogranata, Vecchio, Santitto, Campanella, Donato, Giuseppe Mannino, Criado, Brunetto, Adriano Mannino, Bambara, Loiagono e Scalisi. Possiamo partire con le immagini di Francesco Morabito col film del primo tempo. Dopo 2 minuti l'Aci Sant'Antonio, pallone che viene messo all'indietro per Catania, c'è la parata di Vecchio in calcio d'angolo. Al quarto ancora la capolista, il lancio di Marrone per lo stesso Catania che scappa sul filo del fuorigioco, l'aggancia elegantemente, se la sistema, piazza col destro il colpo dello 0-1. Aci Sant'Antonio avanti a Gaggi, minuto 7, ennesimo lancio per Catania, si sfrutta la sua velocità, ancora seminata la difesa del Caggi, va al tentativo da posizione defilata, cerca il pallonetto, trova solamente la traversa, e però il preludio al gol del 2-0, calcio d'angolo, girata sul primo palo da parte del solito Catania che fa doppietta e fa 0-2. Minuto 19, il Caggi, la prima offensiva, la palla è per Scalisi, il cross in zona Bambara che colpisce al volo, l'acrobazia avrebbe meritato sicuramente miglior solte. 23esimo, gigioneggia vicino l'area di rigore il Caggi che perde il possesso, per poco non ne approfitta Catania che stavolta conclude fuori. Arriviamo fino al 25esimo, lancio lungo per Scalisi che scappa alla difesa dell'Aci Sant'Antonio, si invola verso la porta, entra in area di rigore, cerca la conclusione facile per l'estremo difensore Moschella. Minuto 28, il Caggi rimane anche in 10 uomini, viene infatti segnalata questa sbracciata di Loiagolo su Dadone con un cartellino rosso, e dunque la formazione padroni di casa è sotto di 2 uomini e anche inferiorità numerica, prova ad approfittarne subito l'Aci Sant'Antonio. Dadone impegna Vecchio in calcio d'angolo, finisce così il primo tempo al Valentino Mazzola. Caggi sotto di 2 reti contro l'Aci Sant'Antonio, fin qui decide la doppietta realizzata da Catania. Minuto 45, Saglimbeni per Bambara, 10 minuti più tardi De Natale per Brunetto, al 62esimo entra Franco per Donato, 65esimo lancio lungo in zona Leotta che controlla il pallone, se lo porta sul mancino, prova ad incrociarlo, mette sul fondo. Minuto 70, esce Campanella al suo posto Riccina. Minuto 72, la palla è come sempre per Catania che crossa sul primo palo dove c'è la girata di Calarco direttamente fuori. 75esimo, pallone all'indietro per il solito Catania, il suo tentativo viene però sporcato dal compagno Calarco che trova così il gol dello 0-3. 78esimo, cross di Moschella per la testa di Calarco, c'è la risposta da parte di Vecchio che evita il poker. All'80esimo tocca a Dallura per Scalisi, al minuto 85 arriva anche il poker della formazione capolista del girone con lancio in area per D'Amico, il controllo perfetto e poi l'imbucata mancina. 0-4 allora al Valentino Mazzola, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E l'ultima casalinga della regular season per la Russo Sebastiano Calcio, che tra le mura amiche del Luigi Averna di Riposto ospita il Santa Domenica di Vittoria. All'andata fu 1-4 per i ripostesi, un girone dopo si tira la linea RSC a 3 punti dall'ufficialità dei playoff, ospiti oramai salvi matematicamente. La prima fiammata dei padroni di casa dopo un quarto d'ora, Platania sulla sinistra, serve Tornitore al limite che apparecchia per Borzì, destro violento, paratone di Russo che manda in angolo. Al secondo tentativo troverebbe il vantaggio la RSC, qui bravo Musarra quasi dalla linea di fondo a trovare il varco, deviazione di Martinez, poi Tornitore fa 1-0 ma l'arbitro annulla per fallo proprio dell'11 bianco-blu. Passo dal gol anche poco dopo la formazione di casa, trama che libera ancora Musarra sulla destra, uno sguardo al centro, pennellata per l'inserimento di Tornitore che di testa sfiora l'angolo. Santa Domenica di Vittoria che regge per quasi un tempo, nel finale di frazione però errore in disimpegno, cattivo Tornitore in pressione, ruba la sfera, entra in area, poi davanti al Russo, stavolta non perdona e in vantaggio la RSC con Vincenzo Tornitore che fa 1-0 e chiude così il primo tempo. In
parte infatti con la percussione centrale di Musarra che parte palla al piede, cerca l'1-2 col compagno. Alla fine rimpallo che favorisce ancora Tornitore, destro piazzato nell'angolino basso per il 2-0. Infatti poco dopo Martinez sulla sinistra si accentra, serve proprio Tornitore al limite, dribbling secco sull'avversario, bordata da fuori, gol stupendo del numero 11 bianco-blu che fa tripletta e chiude il match. Azione che libera Musarra sul centro-sinistra, grande giocata, poi mancina ad incrociare del classe 2006 bianco-blu. Dall'altra parte grande risposta dell'altro 2006 in campo. Nel frattempo entra Napoli che qui prova il filtrante tra le linee, triangolo con Castorina, poi freddissimo sotto porta a depositare in rete. Gioia meritata per fortunato Napoli che fa poker. Dall'altra parte prova a dare un senso al proprio match il Santa Domenica, Saccullo davanti allo specchio, non sbaglia mai e fa 4-1. Altra triangolazione offensiva che favorisce Castorina, sinistro al volo del funambolo bianco-blu che brucia l'angolino per il pokerissimo RSC. L'ultima azione offensiva di marca ripostese sui piedi di Platania. E qui riceve sulla sinistra, sguarda la porta, missile dal limite che spacca in due la traversa. Tabellino però non ancora chiuso e allora Saccullo, servito ai 20 metri, non ci pensa su due volte, destro sotto la traversa per il definitivo 5-2. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di riposto. Obiettivo centrato per la RSC che stacca il pass playoff e tornerà in campo domenica prossima contro l'ACI Sant'Antonio. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D, dove già da qualche settimana a Vittoria si festeggia il passaggio in eccellenza per la prossima stagione. Si è giocata la 12ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Città di Avola 2020 batte Vizzini Calcio 1-0, Frigentini batte Mister Bianco Calcio 3-0, Mascalucia San Pio X batte Virtus Ispica 2020 4-2, Megara 1908 batte Pro Ragusa 4-0, Priolo Gargallo batte Scicli 2-1, Villaggio Sant'Agata batte SC Palazzolo 2-0, Vittoria batte Città di Canicattini 10-0. Definita ormai da qualche settimana la classifica finale di questo girone D del campionato di promozione, Vittoria che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza, mentre per quanto riguarda i playoff ancora aperta la posizione del Città di Avola 2020 nei confronti del Priolo Gargallo. Ma guardiamo la classifica. Vittoria 67 punti, 59 Città di Avola 2020, con 57 Priolo Gargallo, 45 SC Palazzolo, con 43 Megara 1908, 42 per il Vizzini Calcio, 35 punti Frigentini, 34 Mister Bianco Calcio, con 31 Pro Ragusa, 26 Scicli, 22 punti Villaggio Sant'Agata, 21 Città di Canicattini, con 14 Mascalucia San Pio X ed infine chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. C'è ancora tempo per festeggiare davanti al proprio pubblico una stagione straordinaria, numeri record che il Vittoria sta continuando a scrivere quando mancano 180 minuti al termine di un campionato da incorniciare per il club biancorosso. Al Gianni Cosimo rende visita il Città di Canicattini che naviga in acque agitate appena fuori dalla griglia play-out, ma con il Villaggio Sant'Agata che insegue a grandi falcate. Queste le scelte del tecnico Danilo Rufini che non opera alcun turnover affidandosi al primo da Cirni
Cirnigliaro in porta, Mititelu, Russo, Santana, Diop, pettinato D'Agosta, Leggio, Cannarozzi, De Vivo e Morra. Fischietto designato il signor David Bartolotta, assistito da Giuseppe Galarese. Armando Rando, passiamo alle immagini del match a cura di Andrea Martorana. Al quinto De Vivo allarga per Russo che va a calciare dalla distanza, gran volo alla sua sinistra parte di Garro. Al 16esimo si sblocca il parziale, Morra dalla destra crossa dentro, Cannarozzi non arriva, alle sue spalle Leggio apre le danze per il Vittoria 1-0 al Gianni Cosimo. Trascorrono 4 minuti e il Vittoria va vicino al bis con la rasoiata alla distanza di Davide Pettinato fuori di un soffio. Al 23esimo De Vivo lungo per D'Agosta, stop aristocratico e conclusione parata da Garro. 3 minuti più tardi ancora D'Agosta dalla sinistra mette dentro per Morra, stacco di testa che sorvola la trasversale ai pali. 3 minuti dopo la mezz'ora Santana sradica il pallone alla disponibilità di un avversario, mette dentro per Cannarozzi, stop e piattone destro che vale il 2-0 di giornata. 3 minuti più tardi ancora Santana sugli scudi ad allargare per Morra dentro da Cannarozzi che firma la sua personalissima doppietta da rapace d'area di rigore. 36 minuti e siamo già 3-0. 2 minuti più tardi è Morra che prova a scrivere il proprio cognome al tabellino dei marcatori, ma Garro fa una grande parata in uscita. 1 minuto più tardi ancora una giocata mirabolante di De Vivo, colpo d'esterno per Leggio, la sua conclusione esce alta. A 4 minuti al termine della prima frazione di gioco De Vivo per Diop, conclusione che viene deviata da Mititelu per il poker bianco-rosso. Tramonta così la prima frazione di gioco senza storia, un Vittoria che diverte e si diverte. Passiamo allora col nostro montaggio a cura di Francesco Morabito a quanto accaduto nella ripresa. Fuori D'Agosta, Mititelu e Cirnigliaro, spazio a Sferrazza, Floridia e Romano. Dopo 6 minuti però dal rientro in campo delle due formazioni arriva la manita, cross di Russo respinto, la sfera torna al numero 3 bianco-rosso che arma così il suo tagliente mancino per il 5-0 di giornata. Al 54esimo, risultato che diventerà tennistico, Morra si accentra, allarga per Leggio che riesce a crossare allora dal versante opposto, quello destro di nuovo per il bomber Morra che sigla il 6-0 di giornata. Continua così la girandola di cambi con Barbieri che rileva a Leggio all'ora di gioco. 4 minuti più tardi tocca a Ventura prendere il posto di Russo tra gli applausi del Gianni Cosimo appena entrato. Proprio Ventura con una bella conclusione dal limite sigla il clamoroso 7-0 per i locali. 5 minuti più tardi ancora però Sferrazza a infierire su un avversario ormai inerme, a volo d'angelo fa Vittoria 8, Città di Canicattini 0. 75esimo arriva anche una sfortunata autorete per il Città di Canicattini con il colpo di testa beffardo di Sidipe che va a gonfiare la propria di rete. A 5 dal termine arriverà anche il gol del cappotto 10-0 con la conclusione vincente di Rodolfo De Vivo dallo spigolo dell'area di rigore, affila il suo mancino che gira sul secondo palo facendo così Vittoria 10, Città di Canicattini 0. Chiude come meglio non potrebbe la regular season tra le mura amiche e la compagine di Mister Ruffini con la testa già proiettata alle semifinali di Coppa Sicilia promozione in gara di andata e ritorno contro la Valdinisi. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Abbiamo dunque chiuso con il campionato di promozione, adesso è la volta del campionato di prima categoria. Rullo con i risultati, le classifiche e le immagini.
Finisce in parità l'attesa sfida tra il Terme Vigliatore, quarta forza del campionato, e la capolista Villafranca, un risultato questo che, se da una parte può accontentare i locali di Raffa, dall'altra lascia invece l'amaro in bocca ai biancoverdi di Cannao, che di fatto perdono il primato nel girone C, adesso appannaggio nuovamente del Monforte. A dirigere il delicato match l'esperto Salvatore Contraffatto di Catania. Una sfida che il Villafranca approccia comunque meglio, e dopo 9 minuti il destro di capitan Peppe Buda costringe Baglione al salvataggio quasi sulla linea di porta. Passa un minuto ed è Di Vincenzo a provare la conclusione a rete. Garofalo è decisivo nell'opporsi in angolo. Insistono i biancoverdi che all'11° reclamano un possibile rigore su Buda, e poi al minuto 19 si rendono ancora minacciosi con Romeo, il cui sinistro da fuori si perde largo non di molto. Al 43°, proprio da un cross di Romeo, gli ospiti protestano ancora per un presunto mani di Baglione. Il signor Contraffatto dice di no. Poi nel finale di frazione si fa vivo il Terme Vigliatore, prima con Malan che dal limite chiama Taranto alla parata, e subito dopo con Yakubu, il cui diagonale si spegne alla destra del portiere. L'11 giallorosso insiste nella ripresa dopo essersi divorato il vantaggio con Malan, che al 52° spara su Taranto da pochi passi. I termali passano al minuto 54, quando Yakubu con un perfetto sinistro a giro mette alle spalle del portiere, facendo così Terme Vigliatore 1, Villafranca 0. E per Yakubu, che vista così il gol dell'andata, si tratta della 12ª rete in campionato. Una gioia che per i locali dura poco però, infatti al 71° il signor Contraffatto da regolamento ferma il gioco a causa di un pallone carambolatogli addosso, in quel momento in possesso del Villafranca, e dalla palla rimessa in gioco dallo stesso direttore di gara che la restituisce ai biancoverdi. Buda pesca in aria Ruggeri, che di testa mette alle spalle di Munafò il gol dell'1-1 e che gli vale come 8° sigillo in campionato. I biancoverdi ci credono, e all'81° il destro dal limite di Gazzetta si perde alto sulla traversa. L'occasione per vincere la sfida al Villafranca capita però al 90°, ma un super Munafò dice di no al sinistro ravvicinato di Romeo. Nel finale però il Terme avrebbe la chance di portare a casa i 3 punti, ma prima Malan si divora il gol dopo aver scartato anche il portiere in uscita. Poi Cucinotta costringe Taranto alla respinta in tuffo, e infine ancora Cucinotta al 95° dal limite sfiora di poco la traversa. Finisce 1-1, il Terme Vigliatore si conferma al quarto posto con 48 punti, mentre il Villafranca si porta a 62 ma scivola in seconda posizione. E adesso saranno decisivi gli ultimi 90 minuti del campionato per decretare tra Monforte e Villafranca la squadra che andrà direttamente in promozione. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Monforte batte il Real Gescal e grazie anche al concomitante pareggio del Villafranca si porta nuovamente al comando del campionato quando mancano 90 minuti alla fine della stagione regolare. I neroverdi di Salvatore Cambria compiono il loro dovere e nel primo tempo la sbloccano con Venuti, che al 22° è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta del portiere sul tiro di Sciliberto, firmando così il vantaggio per i suoi e che gli vale come 11° sigillo in campionato. Ma è una gioia che per i locali dura fino al tramonto del primo tempo. Infatti al 46° il Real Gescal acciuffa il pareggio grazie a Bonamonte, che di testa mette in rete la respinta di Celona sulla botta di Donato per il gol dell'1-1, e con questo risultato le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa però il Monforte rimette la freccia quando al minuto 58 Mastroianni direttamente su calcio piazzato supera Pino, facendo così Monforte 2 Real Gescal 1, e per Mastroianni è la quinta rete in maglia neroverde. Nel finale i padroni di casa calano anche il tris ancora con Venuti, che col destro firma il gol del definitivo 3-1 per i suoi, la sua doppietta personale, e che gli vale come 12° centro in campionato. Al triplice fischio dunque può gioire il Monforte, che balza in testa al campionato con 63 punti, si porta più 1 sul Villafranca, mentre il Real Gescal con questa sconfitta retrocede in seconda categoria con una giornata di anticipo. Non poteva che essere così, questo campionato deve essere nostro, perché siamo stati la squadra più forte di tutto il campionato. L'ho detto all'inizio, l'ho detto oggi, e anzi addirittura secondo me è stato fin troppo sofferta per il tipo di squadra che abbiamo. Sono contento dei ragazzi perché anche in un momento in cui tutto sembrava perso ci hanno messo l'anima e abbiamo fatto il nostro dovere fino alla fine. Ancora abbiamo una partita, quindi ancora non abbiamo vinto nulla. È importante la partita di Lipari, ce la giocheremo come ci siamo giocati quella di oggi.
ma sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta come ce l'hanno messa oggi. Devo ringraziare a tutti, veramente hanno fatto tutto il campionato, partite di veramente categorie superiori e li ringrazio veramente personalmente, ringrazio tutta la dirigenza che mi sta seguendo in questa avventura e speriamo che a Lipari si possa festeggiare questa benedetta vittoria e salita in promozione. Vittoria sofferta che vale di nuovo un primato che abbiamo tenuto per 23 lunghe giornate. Fondamentalmente siamo stati, diciamo, secondi per una sola settimana, però nulla è ancora fatto perché abbiamo 90 minuti da giocarci ancora a Lipari contro il Lipari. Quello che conta oggi è che dovevamo vincere pensando alla nostra gara, estraniandoci mentalmente da quello che poteva accadere nell'altro campo dove si giocava un'altra partita importante. Ci godiamo questo momento, lo smaltiamo presto perché da martedì di nuovo sul pezzo e testa agli ultimi 90 minuti che ci vedranno ancora protagonisti. Speriamo, non lo voglio nemmeno dire, che venga a nostro favore quello che tutti desideriamo da un anno. Mettersi alle spalle la serie di 3 partite senza vittoria e tenere vive le speranze di promozione. Il nuovo corso giarrese con Sebi Catania allenatore inizia oggi pomeriggio con il match casalingo contro il Mascali, squadra in piena lotta salvezza. Giarre subito pericoloso in avvio, Mangano va al lancio lungo, verso Sottile, posizione regolare, Sottile, la sterzata, salta Giuffrida, il mancino! Di pochissimo al lato. 13esimo, ancora Sottile, parte da sinistra, poi si accentra, alza la testa, prova a sventagliare sulla destra, verso Marino, che la mette giù, va all'1 contro 1. Il cross per l'inserimento di Mangano, che di testa realizza subito il vantaggio del Giarre. Luca Mangano, secondo gol consecutivo dopo quello al Santa Venerina, il quarto in campionato. Mascali che soffre il pressing alto del Giarre, qui Pagano attaccato da Sottile, poi Fichera, irrompe Mangano che ruba palla, Sottile per Gulisano a botta sicura, ci mette una pezza Fichera. Battute finali del primo tempo, sempre Gera in attacco, stavolta sul piazzato, lo batte Giuffrida direttamente in porta, ma non c'entra lo specchio. Nella ripresa sono sempre giallo-blu al comando delle operazioni, Palermo riceve palla, poi prolunga sulla fascia destra, verso Marino, l'accelerazione, entra in aria, Marino, basso per Gulisano che liscia il pallone, arriva Sottile, il miracolo di Forzisi sulla linea. Sottile si accentra, poi alza la testa e scarica a destra dove c'è sempre Marino si sovrappone Puglisi, lo serve sulla corsa, Puglisi al centro, cross allontanato, al volo col mancino Giuffrida, fuori bersaglio di poco. Minuto 60, Giuffrida allarga bene sulla destra, verso Marino, gran controllo col tacco a seguire, Marino verso la porta, trattenuto da Sciuto e solo cartellino giallo per lui. Sul punto di battuta va Sottile, di poco fuori. Sciuto, pressato da Marino, poi Forzisi sbaglia, intercetta Palermo, che allarga subito su Marino, l'assist per Gulisano col destro, strozza la conclusione, spreca una grande chance. Calabretta va al rinvio lungo, per Catania, sponda verso Diddio che accelera a sinistra, Diddio entra in aria, il cross basso per Costanzo, miracolo in scivolata di Ragonese e poi Fazio allontana. Mangano, spinge sulla destra, riesce a tenere il pallone in campo, favorisce però il recupero di Forzisi, che cerca Catania, capisce tutto, Giuffrida che intercetta, Giuffrida prova ad incrociare, ancora fuori. Prosegue la caccia dei padroni di casa a colpo del KO, Bozzanga per Giuffrida, ha spazio per avanzare il centrocampista, Giuffrida, il filtrante in aria per Sottile il destro, fermato da un grande intervento di Fichera e poi la difesa allontana. Ospiti che si gettano in attacco alla caccia del pari ma lasciano tanti spazi al contropiede degli avversari, qui Sottile conduce la ripartenza, allarga a destra per Patanè che salta di netto un avversario, Patanè di nuovo per il taglio di Sottile, Sottile cerca il dribbling, bravo Calabretta a restare in piedi e respingere la conclusione. Ultimi scampoli di partita, Bozzanga recupera palla e la dà subito a Gulisano, Gulisano vede Patanè, lo serve con un lancio lungo, Patanè il controllo in aria, va all'1 contro 1,
Il doppio passo, accelera Patanè, il cross sul secondo palo per l'acrobazia di Sottile. Gran parata di Calabretta che tiene vivi ancora i suoi. Ultimo minuto dei 5 di recupero con brivido. Punizione di Sciuto, ma la sfera finisce alta ed arriva anche il triplice fischio. Il Giarre ritrova la vittoria, la prima dell'era Sebi Catania e anche la vetta della classifica, perché lo scontro diretto Casalvecchio-Santa Venerina si è concluso in parità. Il primo posto adesso vede appoggiati il giallo-blu e il Santa Venerina ad una giornata dalla fine del campionato. Settimana prossima il Giarre farà visita al riposto, bisognoso di punti salvezza. L'altra capolista invece ospiterà il Rocchenere, ancora all'inseguimento di un posto playoff. In caso di arrivo a pari punti sarà necessario uno spareggio da giocare in campo neutro per decidere chi conquisterà questo incredibile campionato di prima categoria e chi invece disputerà la post-season. Purtroppo quando non fai gol alla fine o non la porta a casa, nel peggiore delle ipotesi non la porta a casa, oppure finisce 0-0 come è finito in questo momento. Ci dispiace tanto per i tifosi, per tutti quelli che sono venuti a campo, erano tanti davvero, ci abbiamo provato con tutte le forze, però non ci siamo riusciti a portarla a casa. Va bene, ma ci prepariamo per affrontarla al meglio, è una partita importante fatta qua a Santa Teresa e proveremo a portarla a casa. Ora però pensiamo al Mascali che è più importante, pensiamo a recuperare energie perché abbiamo spese davvero tante, oggi faceva pure un caldo atroce e speriamo che i ragazzi insomma non si buttino giù, devono capire che ci sta nel calcio, le sconfitte, i pareggi, le vittorie, fa tutto parte del gioco, bisogna essere consapevoli però andare per la strada dritti. Il Città di Belpasso vince ancora e lo fa per la sesta volta nell'arco di 10 risultati utili della gestione tecnica. Angelo Spina. Ma la notizia del sabato, giorno della donata generale del girone E di prima categoria per rispettare la contemporaneità su tutti i campi a -2 dalla fine, è il grandissimo colpo del Motta che ha sbancato 3-1 Noto, aprendo scenari di speranza e gioia a Belpassese che adesso può giocarsela non solo in ottica quinto posto ma anche per il quarto. Dipenderà dalla combinazione di risultati dell'ultima giornata che, guarda caso, il CDB giocherà proprio in casa del Motta. Il campo, come sappiamo, sarà il Reiti di Biancavilla. Doverosa più che mai questa premessa perché si prospetta tra una settimana un tabellone risultati all'insegna del Morso Tua Vitamea, attendendo dalla Lega giorno e orari in cui disputare l'ultima giornata. Il Città di Belpasso ha superato nel frattempo anche l'ostacolo Città di Palagonia in distinta con 11 unità, ma ha deciso a vendere cara la pelle, come è giusto che sia per l'onore e per la sportività. E per questo anche l'ultimissima in casa dell'anno del sodalizio guidato dal presidente Paolo Conte, felice per un'annata chiusa in crescendo, assume valenza di spessore dopo un primo tempo tutt'altro che brillante. I biancorossi ospiti rischiano di passare al 20°, un palo colpito da distanza ravvicinata da parte di Calcagno e una girata alta di incontro potrebbero rappresentare la svegliata per i locali che però entro la mezz'ora non vanno oltre questo lancio di bella vista per Longo che si fa anticipare da Sampieri in uscita. Al 41° la sterzata alla partita, Lopresti ci crede dopo un controllo aereo e lancia Longo, dribbling di destro, colpo da carambola di sinistro, palla all'angolo, 1-0 per il Città di Belpasso, primo di 2 reti da parte del centravanti di casa. Nel finale di tempo Lopresti su Gomez non concede al Palagonia possibilità di replica sotto porta e con il più classico dei contropiedi, a 8 dal rientro in campo, bella vista fa il Lopresti dell'1-0. Obiettivo semplice, Peppe Longo, qui la soluzione pallonetto che si concretizza nel gol del 2-0 a favore del Città di Belpasso. Segna sempre lui, 11 reti, secondo miglior marcatore del girone E di prima categoria dietro Moschitta del Motta, salito a quota 15.
Sarà anche questa probabilmente una sfida nella sfida all'orizzonte. Al quarto d'ora Piana accentra la manovra, Bellavista raccoglie e dalla distanza sfiora la traversa. Spazio nel frattempo a Giardina, mentre i palagonesi hanno un sussulto al minuto 16 e accorciano le distanze con Incontro, riaprendo il confronto a mezz'ora dalla fine. Solo un episodio, si resta col pallino del gioco in mano alla Città, che pur soffrendo sfiora il 3-1 con Smirni su calcio d'angolo di Mondello. Sampieri fa il miracolo. Poi la Rosa evita guai su Gomez, il Palagonia fa quel che può tentando di fermare Longo vicino alla tripletta ispirata da Chisari. In campo da qualche minuto come Anastasi che di testa, servito da Chisari, non c'entra la porta alla mezz'ora. E lo stesso fa clamorosamente Longo quando servito da Anastasi e ancor prima da Messina. Al 40° si divora il 3-1 spedendo la palla sulla base del palo. Gol che arriva e sancisce una sofferta vittoria belpassese al minuto 93 quando Anastasi restituisce palla a Federico Chisari che si libera di 2 avversari e la piazza all'incrocio con il piattone. 3-1 per il Città di Belpasso e saluti coi sorrisi per l'ultima di questo 23-24 al Nuccio Marino. Le trasferte decisive dell'anno sono alle porte e ci diranno quali e quante possibilità il CDB avrà di compiere l'operazione scalata di categoria. Squadre su 6 hanno dunque raggiunto il sogno del campionato di promozione che disputeranno la prossima stagione. Nel girone A il Regina Mundi, nel girone E la Gimnica Scordia ed infine nel girone F il Niscemi Calcio. Complimenti chiaramente a tutto lo staff, sia tecnico che societario. Adesso noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty, vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, ricordandovi che questa trasmissione è anche visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche sulla pagina Facebook Penalty. Appuntamento alla prossima!